Alla Regione nutrono ottimismo sulla risposta dei passeggeri a questa sfida che potrebbe mandare all'aria la fase di privatizzazione della Tirrenia, alla quale risulta interessata solo la compagnia italiana di navigazione degli armatori a Ponte Grimaldi Onorato, andati su tutte le furie all'idea che la Regione possa fare concorrenza con una sua compagnia a tariffe indiscutibilmente competitive. Ora potrebbero tornare sui loro passi e annunciano un ricorso all'Unione Europea. Per la Regione c'era la necessità intanto di salvare una stagione turistica che appariva compromessa. Cerchiamo non solo di salvare la stagione e quindi il sistema economico-sociale della Sardegna, ma pensiamo di poter presto implementare le rotte anche sull'Olbia-Livorno e la Cagliari-Civitavecchia per dare una risposta ai tanti autotrasportatori che patiscono questa situazione. Poi si penserà a tutelare appieno il diritto alla mobilità dei sardi, assicura l'esponente della Giunta, che così risponde alle critiche di eccessiva enfasi manifestate dall'opposizione e sulle posizioni assunte dalla Giunta sulla privatizzazione della Tirrenia, già auspicata 5 anni fa da Soru, e sulla continuità marittima. La prospettiva non può che essere quella di sedere a un tavolo per trovare soluzioni condivise sia sulla vicenda Tirrenia, dalla quale noi sardi non possiamo essere esclusi, sia sotto il profilo della continuità territoriale. Intanto nomi delle navi e menù a bordo sanno di sardo. Cogliamo un'opportunità storica, quella dei collegamenti con la flotta, per dare voce e immagini alla Sardegna, alle sue tradizioni, alla sua cultura, che a bordo troveranno spazio sia nei menù dell'enogastronomia, sia nei corner, nelle vetrine che ospiteranno artigianato, commercio, turismo vario, sia per quanto riguarda il personale che finalmente parlerà sardo.